Teo Rossi, ma dove vai? Bellezza in bicicletta. Mandi a tutti, la vita è come là in bicicletta. Se tu finisci di pedalare, tu colli. E chi potresti inserire? E vi finì la poesia sul ciclismo. Ma la poesia sul ciclismo è anche il 55esimo Giro Ciclistico Internazionale dal Friuli Venezia Giulia, 4-7 di settembre. Alex Pinzan, assessore allo sport e Paron di Chiasa, dal comune di Martignano, sino dal Paron di Cittafiera. E io domandi subito un applauso per... No, magari Paron. No, sì. un applauso per il nuovo sponsor dalla realtà dal 55esimo Giro Internazionale del Friuli Venezia Giulia, appunto il Cittafiera. Applauso. Mandi Dino, buonasera a tutti. Adesso vado in italiano perché è un po' più semplice. È un piacere essere qua per portare i saluti del sindaco Casali dell'amministrazione comunale di Martignaco, che ci tiene sempre ad essere presenti ai tanti appuntamenti della Libertas Ceresetto. Libertas che, come sappiamo, è nel territorio di Martignaco, fa tante attività per i bambini, per i ragazzi, ne vedo tanti presenti ed è sempre un piacere. Come un piacere essere presenti, io lo vedo più come un piacere invece che un dovere, quindi vengo veramente sempre con tanta gioia e con tanta allegria, perché fra l'altro sono anche di Ceresetto, quindi gioco maggiormente in casa. Col comune, con l'amministrazione comunale abbiamo intrapreso diversi percorsi, alcuni si sono già concretizzati, come la pista di mountain bike che sicuramente i ragazzi hanno già utilizzato, e per quel che riguarda il Giro FVG ci sono dei lavori in corso, siamo a buon punto per quel che riguarda una tappa che avrà luogo nel territorio comunale con l'arrivo in piazza di Martignaco. Mercoledì 4 settembre. Mercoledì appunto stiamo lavorando per tutta quella che è la fase logistica, per dare il giusto supporto alla Libertas per questo impegno veramente importante. L'anno scorso è andata molto bene, quest'anno andrà ancora meglio, lo vedo nell'entusiasmo delle persone che collaborano con la struttura della Libertas, con il presidente Andrea Cecchini, con tutti i collaboratori. E il comune farà la sua parte, come dicevo prima, e quindi ci saranno anche varie attività a livello comunale quella settimana lì. La settimana dopo avremo anche la festa dello sport in cui verrà coinvolta anche la Libertas, quindi ci sono veramente tante attività e noi partecipiamo veramente con tanta voglia di fare, perché è bello stare assieme, è giusto impegnarsi per la nostra comunità, per i nostri ragazzi. È un impegno molto importante, ma vedo il giusto entusiasmo per far molto bene. Saluto il presidente Cecchini, il presidente Ceccarelli e tutti voi che siete qua presenti questa sera. Ciclismo e poesia, buona serata a tutti. Grazie Dino. Mandi Alex. Mandi Alex. Importantissimo, c'è che l'ha appena detto l'assessore allo sport, la sintonia fra l'organizzazione del Giro del Friuli Venezia Giulia e le amministrazioni comunali, a partire di Martignano. Senza una unità di intenti non si arriva a risultati interessanti. Grazie Alex di questa apertura. Ciclismo e poesia. Allora, io nasco a Dignan dal 1949 e io sconti per arrivare al dunque, no, per arrivare al ciclismo, permettetemi di contare 30 secondi di un avvicinamento. Come che l'incontro qui, che è il primo incontro di avvicinamento voluto dalla Libertas Ceresetto per promuovere questo evento importantissimo, che forse non è stato anche capito dai media, forse dai politici, perché il Giro internazionale del Friuli Venezia Giulia è secondo come importanza solo al Giro d'Italia. Pensate solo che chi partecipa a questo evento una triana passa in professionisti. La gran parte dei professionisti passati l'anno passato dopo i nostri giri hanno fatto fior di risultati che stanno proprio dai professionisti. Allora io dico, Dignan 1949,
dai paesi della provincia furlana, in primavera di solito una tradizione. Il Wiener Sant si sblanchiava la cucina. E quindi anche a Chiasamea si sblanchiava la cucina, una cucina pura 60 anni fa, una vera pura, però prima di là la via Crucis del dopo di mezzì, a un'ora presto, fuori che quattro robe che componevano la cucina, la tavola, quattro chiadres, dal cortile, sblanchiare la cucina, poi i frutti che erano in vacanza di scuola, il Wiener Sant, era una roba particolare, perché i mangiavano dal cortile. Tal mies delle ghialine che non passavano fra le gambe. C'è molto, si sblanchia la cucina furlana 60 anni fa, semplice, non era né colore né bes, chialcina. Che erano poi fortunati, arrivavano a mettere 3 gottute di colore, verdolino, celestino, per le pareti, terribile il battiscova che non esisteva. In che volta si faceva una bella fascia di 60-70 cm, marron scuro o verde bottiglia. Anche perché la cucina dopo si la lavava, tirano 4 baldos a 10 se gloss podis di aga e con la scova si passava. Dopo di mezzì al finiva l'operazione, ma arrestavano, era tutto misurato, 3 baldos, 3 puddings con tanti colori, tanti di alcina, tanti marron scuro e tanti di verdolin. Della serie non si butta via nulla, 2 o 3 colori finivano sul giallinar che era la uniforme del cortile. Il giallinar era diventato tridimensionale, 3D, a forza di dai suo colore. Dalla parete poi lunga dal giallinar che cadava sulla cucina, che la vedeva in tutti, una scritta, 1 metro di carattere che l'aveva impostata me Barba Mario, che faceva alla scuola di mosaica a Spilimberg. La scritta Abbasso Coppi, viva Bartali. Ecco la poesia dal ciclismo. La scritta Abbasso Coppi, viva Bartali l'aveva voluto a me pari, Pompeo, Bartalian logicamente, no? O Bartalista, come che si diceva ai teams. Ma io ho detto l'evoluzione di me pari. Di Bartalian non deve dire Sarogniano, invece di diventare Moserian, allora normale. Allora. A compensarlo io ho pensato a me femmina, che senza sapere lei ne scrivi sul ciclismo è diventata moseriana. I sapeis le femmine dal ciclismo. E lo verificheremo domani sera anche il di San Marco, a proposito dal ciclismo rosa, interessantissimo, curiosissimo, altri che vales. Io faccio solo una piccola parentesi. Chris Froome, zoncolando l'anno passato, 55 minuti, la Van Vleuten 60 minuti. Applauso. E allora ecco che arriva la passione per il ciclismo, arriva anche un frutto di 7 anni come Mentula, che Pompeo me pari, la prima domenica di settembre dal 1950 a mi porta a Dignante, all'osteria di Egle, e io del campionato del mondo di ciclismo professionisti su strada che si correva a Reims in Francia, al Vince Ercole Baldini, il treno di Forlì. Io non mi pensi che di fa domani.
ma mi pensi benissimo i fotogrammi in bianco e neri che mi passavano davanti voi da che televisione alta, come lì che le massimo che riprende come e io piccoli scugnivi chiarala così. Io ho un riguardo incredibile, anche perché tutta la vita dopo le troppe tornano e se mi succede il 10 anni fa, 2000 volte, e voi in Australia a contare opere di teatro per Furlan e conosco Giordano di Chiassà, emigrato a Melbourne dal 1955, uno dei primi Furlans là in Australia in aereo, 5 nos, a viaggiare di notte. Non è mai tornato in Friuli, Giordano di Chiassà. Però Giordano dal 56 Olimpiadi di Melbourne all'era sulla linea del traguardo quando Ercole Baldini ha chiappato la medaglia d'oro su strada. E è succeduto a Jordan come ai nostri emigranti italiani e furlans. Baldini non era assolutamente il favorito, nessun italiano era favorito e infatti quando gli danno la medaglia d'oro e la maglia eritata hanno anche il disco di Fratelli d'Italia. E se adesso siamo il rimediamo, Fratelli d'Italia, a Luchianti, a Squarciacolla, anche a Giordano di Chiassà, tutti emigranti italiani, da brivido. La poesia. Con Teo io non ho fatto grandi prove, però un legame fortissimo che mi leava a suo pari, che non le poi con noi di l'anno passato. A mi dice che si capisce al volo. E Teo io spero che può seguirmi il più possibile, perché lui sta a Milano, alle chi in vacanza, ma a comincia qui la storia fra Teo e me, anche se adesso perché mangiato il papà, una situazione tragica, lui non l'ha aspettato più di un mese per dirmi, lui e suo pari suonavano a 4 mani, anche a dei lavori che facevano insieme, non l'ha aspettato un mese per dirmi se tutti contenti, e poi venire suonati a 2 mani. Siamo a Milano, ore 2:53 del 13 maggio 1909, dal Rondò di Loreto a Milano, parte la prima edizione del Giro d'Italia, 8 tappe per un totale di 2.448 km, media a tappa 300 km.
Lo vince Luigi Ganna di Induno Olona, Varese, 25 anni, nato il 1° dicembre del 1883, coetaneo di Mussolini, seconda elementare, che gli caival la fortuna di non scogli firmare i suoi di partenza con una croce. Arriva, scrivi il suo nome. Al cor con una bicicletta Atala, che pesa 15 kg, al fanal, il pignon fis, bisogna pedalare anche in discesa, e con un unico rapport solo che sviluppa 5 metri a pedalata. Sul manovri ha una borsa con 2 bottiglie di veri. L'arrivo finale all'Arena di Milano di fronte a un oceano di folla si calcola 10 milioni di persone attorno di Milano e all'Arena in quel dì. È trionfale. Ganna viene immediatamente inseguito dai giornalisti e esisteva anche a 102 anni fa. Viene inseguito dai giornalisti per una prima dichiarazione e per la prima dichiarazione Luigi Ganna adopera la sua variante orale che è di Varese e la sua prima dichiarazione è setia e me brusa tanto il culo. Seconda edizione del Giro d'Italia, non se le sconti tutte il 102. Prima tappa, Milano-Udine, su Galletti al vince in volata Ernesto Azzini, che percorre i 388 chilometri, 380 chilometri, tanto per mettersi d'accordo. 380 km dalla tappa in 13 ore e 16 minuti, alla strabiliante media per quei tempi, considerando strada e bicicletta, di 29 km all'ora. Il Giro interessa fin da subito gli stranieri e queste edizioni si presentano in 5, 4 francesi che avevano partecipato al Tour, che al NAS si sa prima al Tour dal 1903, 4 francesi e un triestino. E che vengono a Triestina, Dolaese, a fare fotografie forse. Ecco, ma la recuperi dopo, che è la mamma di Teo, Fulvia. Perché un triestino straniero, perché ieri al momento l'impero austro-ungarico, Trieste, hanno l'era italiana. Come hanno sentito Fulvia, goliardicamente dedichi un momentino, un pensiero. Tra l'altro di Riedo Puppo, che le di chi? Che scrive a proposito dei triestins e della corsa dei mus di Feagna, 129 edizioni che stanno. Ogni anno la prima di settembre, Riedo, corse dai mus a Feagna. L'anno passato a Feagna l'ha corruta anche un mus forest, fatto vinicà di Trieste, ma non l'ha vinciuto. A si vede che il mio mus e io ho tenuto la via. Su Trieste è un'altra situazione però, poi difficile, 1946 a Pieris, il gruppo Trieste anche straniera, che stavolta dagli alleati, appena finita la guerra, il gruppo del Giro viene fermato a Pieris dai chiamiamo così ultras titini che volevano in Trieste annesso alla Jugoslavia. E viene fermato con un clash, con la stampa con le pistole, alle qualche ferite. E ci succede? Succede che Giordano Couture, enorme corridore triestino, proprio il simbolo dal ciclismo triestino, al vol assolutamente arriva a casa a Trieste. E con un gruppo arriva a deviare, perché la tappa viene annullata, no? 2 giorni dopo saremo partiti di Udine. E lui però lavora e arriva a casa e con un gruppo di coraggiosi arriva comunque a Trieste. Però, sapete, no? E che tornano in campo Coppi e Bartali,
Coppi e Bartali, dalle rispettive squadre, si venivano prelevati, mettuti su un camion militare e portati a in protezione totale. Forse anche Coppi e Bartali e i teams un gesto a favore di Giordano Cottura a potevano farlo. Ma chi torna al discorso di Edo Puppo, che al fevela sempre che sono passati tanti anni, è sempre stata così, il più potente al vince. E Puppo al conta così. Il processo. Una volta un Falcucci e un lui Erut a fuori improcessati dal tribunale da UCI. Il Falcucci accusato di strage che aveva mangiato 15 uccellus di nit. Il lui Erut denunciato per molestie per via che aveva chiantato mansia binore e dismot il Falcucci. Il lui Erut lo portare in forte prison quasi da peso, manettato, pieno di vergogna e di pore, tutto incopito, che sembrava pieno di tabara. Il Falcucci arriva direttamente dalle cliniche, là che lo avevano ricoverato appena arrestato. Il lui Erut si butta in un chianton e non lo stava neanche al ciai voi. Il Falcucci denant con una scrife dal sacchettino dal gilet all'incenerive cui voi i giudici testimonis e avvocati, come un mafioso. La squadra dei giudici ascolta, poi si ritira a fa finte di discuti. Poi dopo la sentenza il Falcucci assolto con formule plene, per via che aveva agito per legittime difese. Il lui Erut condannato per schiamazzi mattutini. Presidente del tribunale era un Sturnell. L'ingiustizia, il male più vecchio del monte, un male in dove che facciamo con sogni di. Ed è vera Maria, assessora alla cultura del comune di Osov, un plaisir vi uditi. I cartelli di una corsa ciclistica, Giro d'Italia femminile. Io avevo di cambiare il cartello, Andrea Cecchini, il primo cartello che avevi chiappato nota era al maschile, vedi se deve cambiarlo al volo al femminile. È una femmina che favela comunque. Cambio bicicletta da corsa per uomo da marciapiede. Effettivamente al nasco un cambio bicicletta da corsa per donna da strada, ma domani sera facerin per uomo da marciapiede. Eccolo qua. Un applauso ai frus della Libertas Ceresetta. Che il futuro dei giovani sia roseo come il Giro. Giro non posso fare almeno di te. Giro, il 55esimo Giro del Friuli Venezia Giulia, dal 4 al 7 settembre, nessuno potrà fare di manco di lui, assolutamente. Sono sempre i migliori che se ne vanno, firmato l'ultimo al Giro d'Italia. Come è scomodin Dante. E non stetta credi che Dante aveva avuto le idee tan chiare quando scriveva la Divina Commedia. E sente al Purgatorio, e Dante e Virgilio avanzò sul monte Purgatorio, e Dante ai disse a Virgilio: questa salita è tale che al cominciare da sotto è grave, ma quantuom più va su e men fa male. Provate a dirlo alle femmine che domani arrivano sul Montasio. Provate a contare, ma non c'è noi crediamo a Dante in questo caso. E Danilo, tu che tu hai appena fatto il Monte Mures, ieri mi pare, al cominciare da sotto è grave o è più grave per Zore?
Striscione sul Mortirolo, Dio c'è ed è pelato. Marco, questo è il ciclismo dove chi cade non è per finta, che è poesia pura e dura. Si dice Biela che il passaggio del gruppo al prossimo giro del Friuli Venezia Giulia Under 23 Elite sarà come il fruscio di una vela sul mare. Andiamo a poesia. Andè e chi veramente sono i poeti del ciclismo, fra di altri, sì, io conosco in tutti, io sentarino una alla volta, fra poco. Però facciamo così, Andrea, prima di fare un altro ragionamento sulla poesia del ciclismo, vento a contanus ciò che succederà dal 4 al 7 di settembre prossimo. Andrea Cecchini, presidente della Libertas Ceresetto, organizzatrice dal 55esimo Giro del Friuli Venezia Giulia, e Andrea che vi svolti riguarda in un quadrut complicato, perché Teo ieri in bicicletta l'ha fatto la Val d'Argin, se la Chianzutan, e alla tiu viers Chiaicis Verzegnis. Anche Andrea dal 1982 alla tiu perché di Sesali. E Andrea, c'è succeduto? È che buonasera a tutti. Continuo in Lenghemari? Assolutamente. Mi scugli giacarà in Lenghemari. Adesso non è problema, no, di Furlan, no. Ah, non ho vinto mandato all'inizio, no. Mi aggiorno che tu giacari, No. Io continui in Furlan. Allora, è succeduto che per una distrazione mi sono chiamato a Macedonia al parapet e sono svelato. So che sono finito 30 metri più a basso e quindi praticamente era la seconda tappa dal Giro da Region dall'82. Quindi proprio da che Giro che organizzi in Nocumono e di prima era partito di Dulan di Mere di Tombe. E io evidentemente la storia ai fatti di corsi e ricorsi, no? Comunque, se sì, dopo 37 anni sa che vuol dire che non era la giornata giusta perché la sa che il monta insomma. Ogni anno, non mi pensi la data, di San Marco Meret al partito una processione verso Castelmonte per grazia ricevuta in bicicletta. Anche perché. Invece, visto che chiacchierà di poesie, mi venta al chiafo un'altra biele, qui che poesie, una frase che mi ha colpito di Giampaolo Ormezzano, che dice che il ciclismo è la fatica più sporca addosso alle persone più pulite. Bellissimo, no? applauso. Chiapinocca. In realtà, visto che tu hai chiacchierato dei nostri frus, che chi evidentemente sono a divertirsi, e fanno il ciclismo per divertimento, però che faranno i 55esimi Giro da Region, a proposito, i vinvut 60 richieste da parte di società italiane, straniere, a manco di una quindicina di nazioni europee e extraeuropee, quindi come il compito graf che l'ha Christian, che l'ha già evidentemente quasi terminato, è che di individuare la società di invitare e che sono di la chiesa, quindi varin su 60 richieste massimo 35 società che faranno in Vignino, quindi che è un lavoro importante. 55 in giro, dal 4 al 6 di settembre la Libertas Sarasè con Duccio che evidentemente la daranno un man, e organizziamo questa importante manifestazione sportiva che come che Dino la dite bene, dal punto di vista ciclistico è un appuntamento che al 20 dopo, solo dopo Giro Italia, quindi è una manifestazione internazionale, corsa tappes, quindi 2.2 dal calendario dall'UCI, e là che la storia dimostra che ha un'evento tipo qui nel corsa tappes come queste, a partecipare atletas complessi, atletas che sono proiettati nel mondo professionistico, e io direi che è notizia di queste giornate ski, una bella notizia di chi dice qui, il fatto che un altro atleta Furlan è passato al mondo professionistico, Nicola Vinchiarutti, di Buie, che l'hanno passato alla fatto il Giro,
di Osov, Di Osov. che viene l'assessore, no? Di Osov, e quindi si contenta perché Nicola lo vive tutto cresci, insomma, e quindi chi ne vede notizie, perché il ciclismo loro anche, che frussa chi ha bisogno di chi esempi lì, ha bisogno di esempi, proprio per capire che il ciclismo le fa anche chi. Quindi, stiamo lavorando alla Crementri, i viaggiatori sponsor importanti, Città Fiera, alla Croduti, no? E quindi veramente un grazie perché hanno creduto in noi e a queste iniziative, quindi Bardelli e evidentemente tutta la rappresentanza dei commerciali di Città Fiera creduto in queste iniziative, e noi ci auguriamo di sei all'altezza. L'anno passato è stata una ripartenza impegnative dopo 2 anni di interruzione, noi crediamo che il 2019 fosse di un anno di rilancio in Chiemò e quindi si incapa. Andrea, prima di chiamare Cristian, lo chiamerei Giacomo e domandi a Teo una presentazione per il direttore organizzativo del Giro del Friuli Venezia Giulia. Tutto sulle sue spalle. No, non viene un brano, Matteo lo inventerà. Cristian Murro. E poi faccio una piccola parentesi. Io, questo gruppo, questa brutta banda, e sono qui in tanti, e l'ho conosciuta l'anno passato. Testimone la mia femmina, io sono entrato in un gruppo eccezionale. A Teo, glielo contavi, dopo di mesi. Probabilmente se lui dal santo momentino l'università che comincia che sarà disponibile e staremo insieme a seguire il Giro del Friuli. Cristian, spalle larghe, tanto, 60 squadre, 27-28 da scegliere e altrettante da scartare. Diciamo che per allargare il numero di squadre partecipanti abbiamo diminuito da squadre da 6, le abbiamo trasformate a squadre da 5. In questa maniera riusciremo a invitarne volendo fino a 35 team. Intelligente scelta, intelligente. Squadre che arrivano da tutta Europa e anche di fuori. Sudafrica, mi parla in passato. Iran, richiesta dall'Iran, sì, pensai duatis dice che stia in fevelando. Cristian, 4-7 settembre. Sì, diciamo che il giro è disegnato per la totalità delle tappe. Come avete già anticipato voi, si partirà dal Città Fiera, dove avverrà la presentazione di tutti i team. Qui all'esterno ci sarà la partenza della cronosquadre con arrivo in centro Martignaco. Svelo già tutto, la seconda tappa partirà da Gemona del Friuli e arriverà a Lignano Sabbiadoro, quindi giovedì 5 settembre, mentre venerdì 6 settembre ci sarà la tappa più importante, la più impegnativa, che partirà da Pordenone e arriverà a Gorizia, mentre l'ultima tappa sabato 7 settembre partirà da Folgaria del Friuli e arriveremo a San Daniele. Questo diciamo che è il disegno del giro. Perfetto, Cristian, grazie. Immagino che saranno di fuoco i prossimi giorni da qui a settembre. Sì, diciamo che l'anno scorso abbiamo creato un gruppo di lavoro. Per noi è molto importante non essere individualisti, ma cercare di creare una rete di rapporti che ci possano aiutare a rendere la manifestazione sempre più importante. L'anno scorso la manifestazione è andata bene. Quest'anno stiamo partendo con un piglio di lavoro e di voglia ancora migliori rispetto allo scorso anno. Siamo riusciti ad avere la certezza di avere un'ora di resport satellite, quindi l'attenzione che ci sarà verso il Giro del Friuli sarà importantissima. Nel gruppo di lavoro ci sono varie sezioni. La più ambita è quella di Nicolò. Eccolo qua. Nicolò, sotto la forma del presentare l'enogastronomia di alto profilo del Friuli Venezia Giulia, l'anno scorso ha stappato numero N bottiglie. Cioè, due che vogliono là a collaborare con Nicolò. Vabbè. Sì, bene, lui è un professionista.
Lui è un ma anch'io avevo chiesto di far parte del team di Nicolò. Applauso a Nicolò. Grazie, grazie. Congediamoli con la stessa musichetta, no? Grazie a Andrea Cecchini e Cristian Murro. La volata è un attimo, se so ricordo? Un attimo. La salita è un'eternità, una sofferenza, senza fine. La discesa è un brivido, Andrea Cecchini. Il rifornimento, Cristian, una resurrezione. La borraccia è acqua. L'acqua è vita, è amicizia, come dimostra la magica, storica e poetica borraccia fra Fausto Coppi e Gino Bartali. Fausto Coppi è nato dal 1919 e nos lascia i primi dall'anno dal 1960. 6 mesi prima di lasciarnos, Fausto Coppi aveva partecipato a un criterium come che si faceva una volta, ma come che sta riprendendo in quel di San Daniele. Era già anziano, non era più in forma, una testimonianza di un frutto di Udin che è sentito in una riunione poco tempo fa, è stata che l'arrivata a avvicinarsi a Fausto Coppi dal 1959, il mese di agosto, in un cortile devor la piazza di San Daniele. E Coppi ha detto a questo frutto, che era estasiata, e conoscevi San Daniele per il prosciutto, come lo conosce anche per le salite. Sì, lui era un corridore ormai alla fine della carriera, quindi un applauso di riguardo all'Airone. «430 chilometri e chi torna al Giro d'Italia, la Lucca-Roma dal 28 di maggio del 1914 è la tappa più lunga del Giro, 430 km. Vinta Coppi e Merckx hanno vinto 5 Giri d'Italia. Girardengo dal 19, Binda dal 1927, Merckx dal 73, Bugno dal 90, anche parla Marosa dalla prima tappa e l'antignudo fin dall'ultima. Se il gol è l'essenza del calcio, la fuga è la vita del ciclismo. 350 km, la fuga più lunga di sempre. È proprio dalla tappa del Giro d'Italia del 28 di maggio del 1914. Lui è lì che il calfas 350 km di fuga, Lauro Bordin, che nella Lucca-Roma, che viene appena dita, scattò nel buio della notte, apparteneva a 3 a un'ora, scattò nel buio della notte al passaggio a livello chiuso, in Toscana, a alto passo, e rimase da solo per circa 14 ore. Poi crollò a 30 km dal traguardo e venne risucchiato dal gruppo. Quell'anno Bordin si riscattò vincendo il Giro di Lombardia. Dopo il ritiro divenne fotografo sportivo e negli anni 50 partecipò
al quiz lascia o raddoppia. Fiorenzo Magni è il vincitore più maturo del Giro, la sua vittoria a 34 anni e 5 mesi e al Giro del 1955. Fausto Coppi il più giovane, dal 1940 vince il Giro a 20 anni. Però in Italia è un primato, che non è che Podini sia tanto sta contento, è vinto il ciclista più triste di ogni tempo. Sì, proprio il più triste. Giovanni Gerbi, detto il Diavolo Rosso, e sin a Asti, stava un paesotto alla periferia di Asti. Una domenica dopo di misdì, dal mese di una processione, dagli espui, dal suo paesotto, arriva con una bicicletta di femmina e una ma rossa e al farsi slalom fra la che era in processione. Il plevan all'ubatia che lì è il Diavolo Rosso. Il Diavolo Rosso. Che succede? Perché è triste? Perché che Gerbi, 100 passa anni fa, appena poco prima della prima guerra mondiale, aveva gli ultras, erano già gli ultras di Gerbi, che si travestivano di carabinieri e andavano a deviare il traffico, Gerbi passava in fuga e il gruppo lo mandava in un'altra banda. Oppure assaltavano i casei dai passaggi a livelle, Gerbi davanti in fuga e loro mettevano in la sbarra. La Pier Gerbi l'ha fatta proprio da chiesa so. Una tappa di un Giro d'Italia dal 1912 a partiva di Asti, quindi conosceva le strade come le so sacchette. A partire in 3 a un'ora si mette davanti al gruppo e dice io guidi io, no? Certamente qualche fanale l'era, io guidi io. E a un certo momento Gerbi alza la mano e dice forte al gruppo, l'era davanti, curva a sinistra e lui va a destra. Tutto il gruppo tu le danari. Giovanni Gerbi. E potrei anche sparagnaus in questo momento, però se sei d'accordo, accettarlo a scatola chiusa. Fra un mese io ho 70 anni e non mi era mai succeduto di chiantare in pubblico, mai. Dedicata a Danilo, così un casco sorridente, e a tutti quei campioni e no, che arriva la giornata nera di quando sono sulla bicicletta. Non stai contare a nessuno che mi vesi in tutta chiantà. Per piacere. Ecco che vanno via, ti staccano di nuovo. Volevi stare in gruppo e invece resti solo. Pensavi di star bene, buone le sensazioni, ma quelli vanno forte molto più di te. Perdere la ruota quando sei in pianura e se resti solo la tua strada si fa dura. Non riesci a bere, nemmeno a respirare, perdere la ruota e ti viene da vomitare. E vorresti urlare, andate un po' più piano, tirar la borraccia a chi scappa e va lontano, farli forare ad uno, tagliare le gomme che ti è vicino, andate più pianino. E vesi sapere che Fulvia è la mia femmina che chianta in un coro, a me la... però io credo pure a Teo, che a mia dita non sono in grado di accompagnati. Bernardino Ceccarelli,
ven Bernardino perché io hai una domanda di fatti. Bernardino Ceccarelli, presidente delle Società Libertas della Regione e anche presidente del GIR del Friuli Venezia Giulia Elite Under 23. Qualchedun, Bernardino, mi ha spiegato che dal 1962 tu, per le strade del Friuli, tu viaggiavi con una lambretta e con una lavagna. Che il daura con la lavagna, tutto guidavi la lambretta. A proposito di GIR del Friuli. Allora, intanto buonasera a tutti e grazie per avermi invitato. No? Io sono orgoglioso ovviamente di essere così insieme a Guardia in queste bellissime famiglie che ho aiutato negli anni passati ecco, a crescere, a portare tanti che si vedono qui, giocatori, corridori, che io vengo accompagnato a correre, non solo per il Friuli, ma anche dal Veneto. Citando un po' di storie, allora, dal 61 la Libertas ha organizzato il primo circuito, una gara unica per professionisti. E a premiazione è venuto Saragat, che era presidente dell'Italia, no? E quando dopo finite le premiazioni si è presentato il sindaco di allora e ha detto Presidente noi siamo orgogliosi di averla qui, no? E possiamo anche confermarle che il Comune di Udine ha un bilancio in attivo, quindi noi non chiederemo soldi. E Saragat ha detto, ma come? Solo voi? Se tutti gli altri comuni d'Italia delle città, dei capoluoghi sono in deficit. E quindi Saragat è andato a Roma meravigliato che Udine ecco, aveva il bilancio a posto. Ecco, nel 62, allora, ci motiza il Nassut, ci motiza il Nassut il giro del Friuli. Allora, Gigi Modena e Romano Bulfoni, che era di Sarzè, il professor Romano Bulfoni, sono là a chiattare Antonio Comelli, che dopo era assessore provinciale agricoltura, gran cacciatore, e sono là a chiattarlo per se poteva rendersi utile verso gli amministratori di quel momento, perché voleva mettere in pins un giro che non esisteva, non come in Friuli, ma anche in Italia, no? Quella è stata la prima manifestazione a Tapis per dilettanti. E Comelli allora l'ha invitato Romano Bulfoni, Modena, Mesalio Carlo e Giovanni Casella a Nimis al Fogolar a mangiare un gneo che lo aveva regalato proprio il Comelli come cacciatore e di lì alle partite e hanno detto che bisogna fare e vonde. Quindi il primo giro è costato 3 milioni di vecchi liris. E allora nel 1961 la pensata, sì, esatto. La pensata di farlo per il 62, del 62. Prima edizione. Esattamente. E quindi lì all'Ena Sud, dopo ovviamente hanno detto 3 milioni, lì non si rio. E Romano Bulfoni ha detto garantisci io. E dopo invece sono stati scattati dai comuni, dai stapis, dalle province e altri privati, eccetera. Questa è come Calena Sud, il Giro del Friuli. E la Libertas Udine lo ha gestito e organizzato per altri disavanti, quindi per 19 anni di file, finché dopo ovviamente erano diventati anche anziani, gli organizzatori, eccetera. E dopo mancavano, dopo l'eccola un po' le risorse e quindi hanno abbandonato queste. In modo, il primo giro, lo hai detto di mo parlare bene, siccome hi ha anche tante inchi appassionate, il primo giro aveva fissato in 140 corridori e sono arrivati in 170.
Quindi sono stati news le possono dure in piazza 20 settembre a Udine, le di prime dal GIR, no? Per partire il GIR l'indomani mattina il concentramento al stadio Moret, un pastense a cucinare, no? E lì a cucinare è stato dato il via al prima tappa, ecco, che era Udine Trieste, la prima tappa. Questa è come che è nasciuto il GIR, quindi io ovviamente come presidente di Libertas, come è nasciuto il Libertas, con i buoni maestri come Mesaglia, Bulfoni, eccetera, che mi hanno veramente dato dei stretti, mi ha fatto crescere, insomma, no? Perché quando sono entrati, avevo votato e dice no, quindi 2 anni dopo con la Lambretta, quindi 64. E 2 anni dopo con la Lambretta e che il Devor con la Lavagna parla. Esatto, con la Lavagna era Pascolin, che era vigile la Pasian di Prato, quindi io guidavo e lui. E lì le lavagne per sé servivano, perché bisognava comunicare a chi che era in fuga il team di distacco che aveva con quel gruppo qui ha dei seguitori. Questo era lo scopo, quindi l'ho fatto per 7 anni, ecco, dopo hanno fatto altri ovviamente, eccetera. Quindi questo è un po' questo, quindi io dicevo che sono orgoglioso e ringrazio la Libertà Serset per aver chiappato in mano nuovamente dal 54esimo e come il 55esimo GIR, ma sai che è tornato in Chiesa Libertas, che lo ha costituito, quindi non possiamo dire grazie a questi dirigenti che si sono chiappati l'impegno di continuare a organizzare una gara che è straordinaria, perché questi 23 anni, no, è l'elite, e dopo sono professionisti, ovviamente, che sono le storie, che faranno le storie del ciclismo in futuro, quindi non le può. Un piacere, un piacere. Un piacere ascoltare le testimonianze di Bernardino, anche perché forse che le sono all'inizio, perché Andrea, Cristian, Danilo e tutti i dirigenti della grande famiglia del Ceresè, anche io sono entrato in una famiglia, appassionato di ciclismo, non potevo finire in un posto migliore. Una famiglia di competenze, prima di tutto, e di int semplice, Viol Franco, di smentare sicuro qualche dono. Anche perché proprio per volere dai componenti della Libertas, che è il primo appuntamento di avvicinamento al Giro. I pensin che il Giro del Friuli è un motivo anche culturale, di scoperta del territorio, nostri, bellissimo, turisti, ecco turismo. In modo, io volevo aggiungere che questa ente qui non ha nessun problema a organizzare, perché loro hanno una storia ai spalle, che sono nascosti lì, e hanno corrotto, hanno sudato, hanno sacrificato e quindi hanno una grande competenza nella cittadinanza. Che di voi purtroppo non hanno queste competenze e quindi fanno nome disastro. Applauso a Bernardino e alla Libertà di Ceresè. Grazie Bernardino. Grazie. Un piacere. Ecco, un discorso anche di sensibilità, indurrà che il ciclismo non la trascura mai. È un sport che si chiama a tor, a ciò che succede dalle nostre comunità. E volevo fare un esempio, non triste, ma che va riguardata assolutamente, anche se è una tragedia, devo dire. 6 di giugno del 1977, il Giro d'Italia alle Aglemone, a un anno dal terremoto. Eri anch'io in quel dì, in un'atmosfera surreale. Glemona, come buona parte del Friuli, era un grum di classe. E gli organizzatori storiani al tempo volevano fare una roba poi marcata anche mo. A Glemona l'ha portato 2 semitappe, la prima a buon'ora, Trieste-Gemona, Marche de Meyer in volata, dopo di misdì Glemona con Pierino Cavazzi, un estri velocista.
all'intervallo delle 12 tappes, i ciclisti, bicicletta alla mano, si arrivava a Glemona sotto, perché pensava, bicicletta alla mano, con le diavate le scarpute di ciclismo, con le sciavate o le scarpe di ginnastica, le sai anche mo davanti a voi, accompagnavi la bicicletta fino in Piazza del Fier, dal Miec, dai Clash. In che Dio noi sentito un applauso e allora giusto così. Il popolo furlan intero in quei momenti aveva bisogno di sperare. E il ciclismo era presente. Le speranze des lidris. Era un popolo che come un arbol di un'evore di secoli stava in quel luogo forte de sua età e de sue storie. Aveva sopportato ogni sorta di tribolazioni provocate dall'uomo o volute da natura, ma ieri valute la pena. Perché si era massa, si alciava in quinti il cielo, chiariati di fueis e di pomis. Che il 6 di maggio del 76 ha plombato su di lui contro le forze tremende, una tragedie sterminate. A fuori sbregate file fueis, distrutti gli promis, fracassati, i ramas. Perfino il tronco resta ferito, ma noi era succeduta gli slitris. Nessuno si era in acquato subito, ma loro erano implantati con forze e un'evora in sotto inchietiere che li aveva custoditi, quando anche mo erano una piccole plantute. All'estate di queste tiere e di questi lidris, che hanno tornato vivi, questi lidris, a chiappare la linfa e a recuperare energie. All'estate così, che sono tornati a crescere a massa e a venire fuori plan plan i primi butui. All'estate, perché ieri in questi lidris e che tiere, che il popolo ha dimostrato di avere le virtù delle speranze. In ogni paese del Friuli, ma anche d'Italia probabilmente, forse non tanto spesso come, ma ai tempi si organizzava sempre una corsa di bicicletta. Sempre, Gabriele, no? O il patrono, o la Madonna, ma commentava queste cose di bicicletta, che passò qualche lira, qualche franco per, come dalla Iglesia, per la parrocchia. Lui è Alberto Lucchini, già preside delle scuole medie di San Daniele. Alberto che sta a Salasciata, una penna elegantissima. Alberto Lucchini. Lui arriva alla sua disa è a San Giorgio della Reichenwälder, anzi a Aurava d'Ograva. E ha scritto questo pensiero su una corsa di bicicletta dalla sua variante orale, che è di là da larga, anzi è quasi pasoliniana la sua variante orale. San Giorgio del Reichenwälder e Chiasalza non sono lontani. E sarà con che variante orale che io se la conti. E capirei tutte le sfumature e la bellezza dal scrivi di Alberto Lucchini a proposito di una corsa di bicicletta di paese. I sin aurava, dograva, ma la corsa si tiene a Pozzo, un paesotto che è un po' più piccolo. Io sono stata a visitare Pozzo perché dai libri di Lucchini scrive che Pozzo aveva una iglesia solo con una fila di banchi. E dopo io ti ho l'insieme perché questa iglesia hanno due file. I sapete, il campanilismo fra paesi, ma poi viene il campanile di Pozzo alle altre come una nappa di focolare. E io sono andata a Iodilo e non commenta c'hai voi, il campanile arriva così. Ma la Madonna possa alla sua corsa.
Il regolamento butta giù di Nisio e Gusella, di conta anche dei storanoms del paese. Provate a immaginare i personaggi dei nostri paesi. Nisio e Gusella è scritto in biela dalla figlia di Anzul, che ha studiato in Munia a San Vit, al dis che qui calvol coria la di paia dei euro. Il doppli per stavioti. 2 giorni prima della fiesta, nessuno si fa in denaro per notarsi. Così la vea a scugni sbassa a 5 euro, ma di stesso nessuno si fa iodi. La buon'ora prendi messa grande, Nisio al fa sapere, senza nessun risultato, che si poco ripaiandomi 2 euro. Dopo messa, si viene a sapere che si poco senza pagare. Non c'è quella Inter arriva a tirare su un franco che dal paese o hanno di fare per la corsa o la iodin dai barconi di chiesa e così non pagano. La corsa attacca subito dopo la processione e a partire in days quasi tutti dal paese pidoi di Dograva, un talianot di Darzing, calmorosa con la sorda di Tarsila e un di Spilliberg che arriva con una bicicletta di femmina. Dal Prinzir, Celio dai Cos, alle denandi Lucius, con un biel di stack su che gli altri, compagni dal secondo. A metà dell'ultima arriva il Nuti, col ciao, tutto rosiniti, Sofia, si anche Celio alla sbagliata strada e Caledi squalifica. Il Nuti al 20 Sassil e al fa Dongia che il Pustin, anche l'allenatore della squadra di Ballon di San Giorgio, dalla corsa alle giuria. Come caldisce il cartello che l'ha picciato davanti all'usor dal ciao Rosinì di Sofia. Non finisce di ciacarà che al partito viene sposto un sic da località, scrufugliato sul manubri, barcori di P. Dopo un po' dal vol di Zesa salta fuori Celio, che è il che l'ha tagliato la strada, sudato, pedalante a strachis, ma col fatto di bullo che l'ha di sempre. Il chigno ai cordon già pesi e conta dalla squalifica, manso manubri, Celio al partito di filata, vies la Glesia, parsa 20 di P. E Mascarut, immaginarsi Mascarut, sicuramente il piccinin, Secut, Mascarut, che va in quintri a bas, spalancas, par fermarlo sul traguardo, prima che il tai che rompe il nastro tricolor, tirata questa, al si faccia passot, che lo porti a casa in quattri, su di una sciala come un pursit disperato. Anche buon barconuto, veloce dopo i sirin, la serata. I scugni fanno, alle poche fa. Gli ultimi 15 anni, dal 2003 al 2017, il Giro d'Italia arriva in regione 13 volte. Il nome lo avete già capito, Enzo Cainero. Applauso. Mario Monicelli. Amici miei, la Grande Guerra, la Nata Brancaleone, il regista enorme, diceva, l'ho sentito in un'intervista poco prima che non la SAS, a 95 anni, dice che a questo mondo è tutto inventato. Si può casomai copiare, migliorare, creare, sei sensibili, eccetera. Enzo Cainero dice un'altra roba, si può copiare tutto tranne un territorio, e alla ragione. Il territorio dal Nestri Friuli non è copiabile, non sono sans catene. Cainero, io sconti sto l'invenzione di Cainero, no? Che la metterà in campo e che lo presti, non con il Giro d'Italia un altro anno. Alle che inventa la transenna umana a livello mondiale, altura sono le transenne, alle stappe del Giro d'Italia anche, ma quando il Giro d'Italia arriva in Friuli, la transenna è fatta di uomo della protezione civile che dà la mano a un alpin e che levita la transenna di fiera. Bisogna rendere omaggio a Enzo Cainero, che lo ricorderemo anche domani sera, Andrea, perché è famosa, perché è famosa, sbottiglia ziaga
sotto un pin sul Zoncolan l'anno passato al Giro Donne. Io ieri alla partenza a Tresesi, 30° Monte Zoncolan, e ieri proprio con questa grande famiglia, con Fans Club e da Cecchini. Cainero si avvicina, che sono i testimoni di Franco, che vedo prima, e a Ortiz a loro. Io ieri appena entrato, io sai da Sat Lager, sotto dal Pin, lì dal bivio, dalla Marga Puzzoff, noi sin da su, i vichiatat che haga, all'erano chiardi che e la vin bevuta. Questo tipo di organizzazione così perfetta, concreta, il Chiapin in plen all'interno della Libertas Ceresetto. Grazie di venire in contatto. Sapete perché funziona in Bernardino la fedeltà di famiglia e chi ha lei un mio pensiero conclusivo. Funziona perché questa famiglia ha messo in pratica una frase semplicissima che si può ambientare in tutto il mondo, ma non l'ambientino in Friuli, l'ambientino a Ceresetto. Un bosco a Tor di Martignà e Ceresetto al Chiapafolk. Nessuna paura. La protezione civile lo discuterà, noi abbiamo la protezione civile pure in gamba d'Italia, Canas purtroppo da 76 e non è seconda a nessuno. Un bosco dove c'è resetta che fa fuoco, le bestie del bosco a schiampi per salvare la pelle, guidate dal re del bosco, dal Friuli, il cervo, no? Che devora, si porta i cinghiai, i chiamos, i chiavroi, i scoiattoli, col suo palco, di quares. L'incendio vendo mano, allora c'è paura e avanti via. Contro l'incendio al suale e contro la processione delle bestie castiampi un scricciut e noi siamo tutti scricciussati con una gota di acqua dal becco. Il cervo alza i quarts e dice a scricciut, ma da crotto di là con che gota di acqua dal becco. Ecco che si fa tra la libertà e Ceresetto. Come scricciut che risponde, io intanto vi faccio la mia parte. Grazie.